Semaforo verde sul ponte degli Alpini. Passata la Brentana e passata anche la paura dopo l'ultima ondata di maltempo, il ponte torna a disposizione di bassanesi e turisti. Stavolta il fiume e il paziente eccellente non se le sono date di santa ragione e la piena è scivolata via senza lasciare tracce. Anzi, una traccia l'ha lasciata fra i commercianti e i residenti della sponda Angarano, isolata dal resto della città. Durante l'emergenza avevamo anche il cruccio per gli amici di Angarano, perché effettivamente ad un certo punto le condizioni e la portata dell'acqua sotto il Brenta sembrava poter consentire l'apertura del transito ai pedoni, però in realtà in base alle previsioni che dicevano che sarebbe nuovamente aumentato il livello, purtroppo in maniera prudenziale si è ritenuto opportuno non riaprirlo per un limitatissimo periodo di tempo, perché un'apertura limitata avrebbe aumentato i disagi anziché migliorare la situazione. Ecco quindi il progetto del municipio per ovviare al malcontento di negozianti, esercenti e turisti. Ho già dato incarico all'ufficio tecnico e agli altri tecnici preposti di valutare se si può alzare il limite e quindi aumentare la tolleranza e arrivare a chiudere il ponte anche se l'acqua che corre sotto il ponte è un po' più alta di quella che attualmente è consentita. Resta da capire come mai questo passaggio non sia stato fatto in precedenza. Noi siamo in carica da 6 mesi e è la prima volta che ci troviamo a dover allestire un COC e a chiudere il ponte. Dalle valutazioni obiettive di questo episodio, di questa vicenda, ci siamo posti questa domanda e ho trovato terreno fertile appunto da parte dei tecnici, pertanto sarà a cura di questa amministrazione procedere in senso migliorativo per diminuire i disagi degli abitanti di Angarano.